Non lo so, lascio aperte tutte le possibilità. Sarebbe un errore anche dal punto di vista scientifico chiudere alcune ipotesi. Alla domanda se dietro al coronavirus ci sia la mano dell'uomo, Roberto Rigoli, primario di microbiologia al Cafoncello, allarga le braccia. Escluderlo non è possibile e già questa è una notizia, soprattutto se a dirlo è uno dei massimi esponenti della materia in Veneto, a 10 giorni dalle frasi di Zaia sulla possibile natura artificiale del virus che tanto avevano fatto discutere. Rigoli è tra i fautori del modello Veneto e dei tamponi a tappeto, proprio quei tamponi per cui si sta lanciando un nuovo sistema al fine di ottimizzare le analisi in tutte le microbiologie della regione. A esemplificare il nuovo corso, definito rivoluzionario, è lo stesso governatore Zaia, provette alla mano. Se invece di fare 10 analisi singole, che ci costano 18 euro l'una peraltro, detta anche in soldoni, ma non è per i soldi, che è esattamente quello che si fa oggi, prendiamo un po' di virus, se c'è, o comunque un po' di quello che abbiamo prelevato da ogni provetta e lo mettiamo tutto in una provetta e la mescoliamo, dite ma come facciamo? Facciamo l'analisi della provetta. Se la provetta ci dà una positività, torniamo da questa e ne facciamo una alla volta. In termini tecnici, il procedimento si chiama pool e consente di elaborare i risultati di 10 analisi in un unico campione, come avviene già in altri contesti. L'abbiamo preso dal trasfusionale e abbiamo copiato, abbiamo mutuato lo stesso principio, quindi loro facevano dei pool e solo ma anche su altri approcci, per esempio sulla banca dei tessuti, stessa identica cosa. Quando noi ci aspettiamo un dato che ha oltre il 99%, 90% di negativo, possiamo andare con questa procedura. Perché il modello si adotti solo ora sta nei numeri, ovvero nella bassa incidenza di positività, sotto il 2 per 1000. Nel momento in cui invece risale dobbiamo fare provetta per provetta, tanto che mi associo all'appello che fa il Presidente. Per noi microbiologi, mi raccomando, comportatevi bene nelle movide eccetera, perché poi vuol dire per noi buttare fuori dalla finestra questo progetto e riprendere a testare una per una. La nuova metodologia consente di ovviare anche alla carenza cronica di reagenti associati ai tamponi. Siamo andati in difficoltà perché? Perché le macchine, evitiamo di dire le aziende, le macchine diciamo che per la maggiore hanno rimpinguato tutte le nostre microbiologie del Veneto, a un certo punto ci hanno tirato giù l'interruttore e ci hanno detto basta reagenti. Ce ne abbiamo macchine ferme che ad oggi non hanno reagenti, giusto? Bisogna dirle queste robe. Questo ci insegna anche un'altra roba, che non si possono più comprare macchinari se non si ha la garanzia totale della fornitura ad libitum di reagenti.